Siamo con, siamo con Gaetano Marozzini, allenatore del Telea Medical Sandrigo. Anche questa sera abbiamo visto un Sandrigo sempre in partita, nonostante i 2 gol di scarto. Manca sempre qualcosa per fare il passetto in più. Cosa manca secondo te? Ma questa sera, ma anche a Viareggio e anche col Monza in casa, stiamo pagando, abbiamo pagato carissimo qualche errore pesante, no? Eh, Abbiamo di fronte una stagione difficile, c'è secondo me da lavorare, io non conosco altre ricette, è chiaro che nel momento in cui i punti non arrivano è più difficile giocare, no? C'è più pressione e non so se questo come dire, è la causa di questi errori, però devo dire che ho appena fatto i complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo giocato una partita molto intensa, abbiamo messo tutto, potevamo chiuderla ampiamente, abbiamo avuto 5-6 occasioni nettissime il primo tempo e non siamo riusciti a fare gol, abbiamo come dire, sbagliato davanti alla porta diverse occasioni e abbiamo fatto un paio di buchi pesanti dietro, no? E quindi quello l'abbiamo pagato carissimo. Sì, diciamo al nord del vero che non hai mai avuto la formazione al completo e che soprattutto stavano bene tutti al completo. Oggi l'assenza di Poletto, ma anche Maron Ghilardello non ancora al 100%, sicuramente si fa un po' sentire la panchina un po' più corta e le rotazioni magari vengono meno. Ma io non cerco alibi perché, come dire, quello che chiedo anche ai miei ragazzi, no, di non cercare scuse per evitare poi di impegnarci a migliorare, no? Ma sappiamo che la 1 è difficile, quindi abbiamo da lavorare tanto, da correggere le cose che vediamo che stiamo pagando carissime perché invece di aver tra virgolette regalato 2 situazioni grossissime avessimo limitato un po' questi errori, il primo tempo sarebbe stato nostro, insomma, no? Però lo sport è bello perché tutti i sabati per l'hockey o tutte le partite arrivano per poter rifarci, no? L'ultima domanda, mister Gaetano. Sabato arriva il Lodi, sicuramente è una partita difficile, sappiamo per te magari una partita un po' speciale. Che partita ti aspetti? Ma sicuramente il Lodi è una grande squadra, hanno uno dei portieri più forti del mondo, sono tutta, come dire, hanno un grande allenatore, hanno un passo importante. Noi abbiamo da cercare di fare i punti che magari abbiamo lasciato indietro stasera a Viareggio. E, e- è un avversario difficile, non dobbiamo nascondercelo, ma ce la dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità. Bene, Gaetano, grazie e in bocca al lupo per il proseguio. Grazie a te.